Per cui è giusto che ci siano grossi personaggi che commentino un po', perché quello che sta succedendo oggi è la fantapolitica. E ci rassicurano, per esempio, noi abbiamo un presidente Scalfaro, se mi devo avvicinare, presidente Scalfaro, che tu non devi fare mai capire in TV che tutti i movimenti quando ti fanno ciao, tu devi rimanere imperterrito. Quindi qualsiasi, anche che succede tutte le tragedie, la disoccupazione, almeno abbiamo un presidente che ride sempre. Che qualsiasi cosa succeda, quindi già ci mettono di buon umore. Cavi italiani, non vi preoccupate, chi ha inventato la cavi italiani, non vi preoccupate, i vostri soldi sono in buone mani, non vi preoccupate, l'Italia va benissimo, il turismo, non è mai andato così bene il turismo, vengono da tutte le parti in Italia, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Kosovo, dall'Afghanistan, da tutte le parti. Centinaia di persone, e più loro vengono e più li mandiamo via. Loro vengono e li mandiamo via. Per dissuaderli abbiamo anche dovuto fare vedere loro una foto di Rosy Bindi nuda. E sono andati via per fortuna. Li abbiamo sistemati nelle scuole, insieme ai nostri ragazzi. Gli abbiamo dato i computer agli extracomunitari, anche loro avranno i computer, avranno il loro sito www.compra. Cari italiani, cari, anche se pagherete 30 ore per la vita, tassa sulla salute, eurotassa, teleton, ma non mi torna nudo. Non vi preoccupate, perché anche se resterete con una sola moneta, non vi preoccupate, quella è la moneta unica. Eccola lì, l'ho portata, me l'ha data Pavodi, la moneta unica, con questa ci potrete entrare anche in Europa e andate pure in montagna, in Cervinia, se mi manderete a quel paese sentirete pure l'eco. Ma era Scalfaro, ma ci sono i personaggi famosi, ci sono i personaggi VIP, cosiddetti VIP, ma siamo soprattutto protagonisti noi. Ho visto, per esempio, la gente comune, i siciliani soprattutto, capita spesso vedere questi TG, ad esempio di Fede, che sono pieni, farciti di sondaggi, perché ormai dicono che la televisione la facciamo noi, no? Dalle trasmissioni dal marito di Costanzo, dalla Filippo, da Mogliere, mi sbagliai, da Missione Impossibile, da tutte le cose, è il pubblico che partecipa. Però, voglio dire, ad esempio anche i sondaggi in TG, hanno fatto anche un sondaggio su Clinton in America, hanno detto voi fareste l'amore con Billo Clinton, voi fareste l'amore con Billo Clinton, il 30% ha risposto no, il 10% non so, il 60% un'altra volta, Quindi questi sondaggi sono particolari, ma ad esempio in Sicilia sono particolari perché il TG, anche il Canale 5 quando si collega con la sede nostra del TG, Carosello, scusate le spalle, fanno partecipare le persone. Quindi anche se tu esci da un supermercato c'è sempre quello con la telecamera, col microfono che becca la persona, sempre quello più acculturato, perché oggi devi aggiornare, devi leggere i libri, non è che ti puoi distrarre. E beccano sempre, loro chiedono delle cose incredibili, come va il mondo, come va l'economia, a questo personaggio, sempre più acculturato, più intelligente. C'è uno che ne esce da spisa, scusi lei, qual è la telecamera? Chi sta? Scusi lei, non ci faccia perdere tempo. Se le chiedesse... sto parlando con me, Se le chiedesse Prodi... Scusami, papà. Prodi, chi è qui è Prodi? Il leader dell'Ulivo. L'Albero? No, l'Ulivo è il partito. Mia partito l'Albero? È un buonissimo. Non si vede, se le dicesse Prodi, perché fanno i sondaggi, di lavorare per sanare il deficit dello Stato 12 ore al giorno, lei lo farebbe? Quanto? Perché il siciliano quando si preoccupa, paghiera assai, si chiude tutto. Quanto? Quando invece ha realizzato una cosa, s'allarga, noi abbiamo questa mimica. Quindi se le chiedesse 12 ore al giorno, lei lo farebbe? Mia, mi pare... sempre 12 ore al giorno proprio per lavorare per sanare un deficit dello Stato, io va bene, se non me lo chiedesse proprio. E se glielo chiedesse Berlusconi, per capire anche i colori politici, le tue simpatie, scusa, mi puoi ripetere? Berlusconi, io è qui o Berlusconi? Il leader del Polo Nord o Polo Sud? Il Polo è il partito, migno pure un Polo fatti stanno partendo,
E poi, lo scorso sa, non c'è altro e poi dice che c'è crisi. Se ne dicesse Berlusconi di lavorare 15 ore al giorno, lei lo farebbe, ma 15, non si può fare di meno, 15, mi pare assai. Vabbè, io se me lo chiedessi Berlusconi va bene. E se glielo chiedesse Bossi? Io lo conosco Bossi, lo conosco bene. Se me lo chiedesse Bossi lavorerei tutti i giorni, mattina e sera. Giorno, pomeriggio, tutti i giorni, di domenica compreso. Ma lei che mestiere fa? Il becchino.